La riforma sanitaria arriva alla fine, meglio all'inizio. La Regione vota per una rivoluzione per quanto concerne ospedali, posti letto e quant'altro. Claudia Zunchedu del Movimento Sardegna Libera, tra le promotrici, organizzatrici comunque della protesta, insomma, questa nuova sanità non vi piace? No, questa sanità non ci piace perché semplicemente è contro i diritti dei sardi. Nel senso che si registrerà col passaggio di questo piano un ritorno indietro nella storia rispetto a una legge che ha garantito pari diritti di cure a tutti i cittadini a prescindere dalla propria contribuzione. Una legge come quella sanitaria, e parlo di una legge italiana che comunque è stata eccellente in Italia come in Sardegna, oggi viene assolutamente sradicata in nome della privatizzazione. Noi ci troviamo di fronte a questa grave minaccia e nessuno ha il coraggio di dichiararlo. Qui soffiano venti di privatizzazione del sistema sanitario pubblico, che vuol dire quindi la chiusura di interi servizi sanitari, che fra l'altro queste azioni sono già in corso, legge o non legge. Il super manager Moirano sta già agendo nei nostri territori, da Isili a Muravera, all'Iglesiente, per non parlare di La Maddalena, dove è stato soppresso il punto nascita, una grande vergogna, e l'altra grande vergogna dettata anche dall'ignoranza e dalla non conoscenza della sanità, e addirittura la soppressione della camera iperbarica alla Maddalena, che era un servizio di primario interesse e importanza in un arcipelago che vanta un parco marino di richiamo internazionale molto frequentato, e che la chiusura della camera iperbarica significa purtroppo mettere a repentaglio la vita di tanta gente. Claudia Zunchedu, in una battuta, in un flash, c'è chi da dentro il mondo della sanità però dice e vi dice, in sintesi, beh, questa riforma, attenzione, non l'avete capita. È facile dire, mi sembra anche molto superficiale accusare il popolo sardo di non aver capito. Se un intero popolo sardo e tutte le collettività della Sardegna non hanno capito la loro riforma, vuol dire che siamo messi male, vuol dire che non sono neanche in grado di formulare una riforma. La riforma sanitaria, dunque, la Regione col suo ok riscrive per l'appunto la sanità. Ci sono azioni che voi state già programmando, alle quali state già pensando? Non lo anticipiamo. Voglio solo dire che noi non ci rassegniamo, perché se in Sardegna privatizzano la sanità sarà la fine per tutte le altre lotte che sono secondarie. Quando manca la salute manca anche tutto il resto. Quindi proseguiremo le nostre battaglie senza ombra di dubbio.